Osanna, Osanna Dio, Osanna al vero Re. Alziamo le mani, osanniamo il Signore dei Signori, osanniamo il Re dei Re, il glorioso, il benedetto e il magnifico. Osanna al Re dei Re, al Signore dei Signori. Osanna, Osanna Dio, Osanna al vero Re. Osanna, Osanna Dio, Osanna al vero Re. Osanna Dio, Osanna al vero Re. Osanna, Osanna Dio, Osanna al vero Re. Shemaya Vayazna Osanna, Osanna Dio, Osanna, 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. Osanna al Re dei Re. Oshayas Nase, Oshavayas Nasalara, Inamaya Vasha, Inias Nake, Ori Maria Vayashe Varalara, Kini Mini Shavayas Nasalara, Ori Kini Mini Shavalara Yes Nasavayalara. Hallelujah. Alleluia, gloria a te, Signore. Amen. Ci alziamo e andiamo a leggere Matteo 12, 46. Matteo 12, 46. Ora, mentre egli parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli, i quali,
fermatisi fuori, cercavano di parlargli. E qualcuno disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e cercano di parlarti. Ma egli rispondendo disse a colui che lo aveva informato: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E distesa la mano verso i suoi discepoli disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello, sorella e madre. Amen. Gesù dice una cosa che non è normale. Ok? Perché noi sappiamo che i fratelli di Gesù, cioè i figli di Dio, sono per grazia. Fino a prova contraria, non sono le opere che ci fanno figli di Dio. Sì o no? Non sono le opere che ci fanno figli di Dio, ma è il sangue di Gesù che ci fa figli di Dio. Cioè io ho accettato Gesù nella mia vita, ho compreso il sacrificio di Gesù, il sacrificio espiatorio di Gesù per la mia vita e sono diventato figlio di Dio. Quindi non sono più le opere che mi fanno figli di Dio, che mi fanno figlio di Dio, ma la grazia. Amen? Dì alla persona accanto a te, la grazia. E allora perché Gesù parla così? Si rivolge verso gli apostoli e dice: mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle sono coloro che fanno la volontà di Dio. È ovvio che non parla della salvezza. Non può parlare della salvezza, perché se tutti siamo figli di Dio, fratelli di Gesù, non possiamo essere tutti mamme di Gesù. Ok? Se concordate con me? Che non è possibile. Siamo fratelli in Cristo, fratelli e sorelle in Cristo, ma per Cristo non possiamo essere altre mamme. Mamma ne ha avuta una ed era Maria. Per cui ci deve essere un significato a questo versetto che ci sfugge e che non cogliamo subito. Ovvio che sta dicendo qualcosa di più profondo Gesù, e che dice praticamente che non basta solo essere parenti per essere chiamati parenti. Non stava rinnegando la sua famiglia, stava dicendo qualcosina di diverso. Stava indicando gli apostoli, stava dicendo: questa è la mia famiglia, ma perché fanno la volontà di Dio. Dice: ma quella non è famiglia di Dio? No, ora ci arriveremo. Il titolo di questo insegnamento si chiama Parenti serpenti, perché ora vedrete cosa viene fuori dalla lettura dei brani di oggi. Sappiamo che i fratelli di Gesù non facevano la volontà di Dio. E ora ci arriveremo. Ma Gesù coglie l'occasione in questi versetti, in questa occasione, in questo brano, per elevare la figliolanza, per renderla qualcosa che non è solamente acquisita per grazia. Sì, è vero, è acquisita per grazia. Amen. Ma nello stesso tempo deve essere qualcosa che deve essere messa in pratica, così come si acquisisce con la nascita la figliolanza. Io sono figlio di mia mamma e di mio papà per nascita, per sangue, ok? E nessuno può negare questo né in cielo né in terra, ma la mia figliolanza deve essere anche dimostrata, cioè io crescendo devo chiamare i miei genitori mamma e papà, devo obbedire, devo seguire, poi un giorno sarò autonomo, ma grazie ai loro insegnamenti. La sua parte Dio la fa nei nostri riguardi. Siamo noi che fin dalla nascita spirituale tendiamo sempre alla ribellione, perché ancora noi trasciniamo la nostra vecchia natura, così come hanno fatto i parenti di Gesù, trascinavano ancora la loro vecchia natura. Quindi, quello che noi dobbiamo riflettere, che riguarda anche noi, è pensare che il fatto di chiamarci cristiani o figli di Dio non ci può porre ad una fine, ma all'inizio di un percorso. Cioè, se io sono figlio di Dio, devo andare. La cosa strana di questo brano è che Maria e i suoi fratelli andavano verso Gesù per parlargli. Quelli che invece erano gli apostoli, che erano con Gesù,
erano con lui, cioè erano più lui famiglia perché erano con lui che la sua vera famiglia che lo cercava. Non solo, chi appartiene a Gesù tende ad ascoltare Gesù, non a parlargli. Non fraintendetemi, la preghiera deve essere nella nostra vita costante, ma in quanto a insegnamento noi abbiamo da imparare da Gesù. Sembra che qua, per come voglia fare capire il brano di Matteo, la sua famiglia voleva dirgli qualcosa, cioè voleva insegnargli qualcosa, voleva fargli capire qualcosa, e non sarà la prima volta che lo fanno più volte nei Vangeli. Tendenzialmente i fratelli hanno delle pretese su Gesù, ma Gesù invece dice che la sua vera famiglia è tutti coloro che lo ascoltano. Gli apostoli, infatti, perché indica gli apostoli? Perché dice loro mi stanno ascoltando, loro odono, loro ubbidiscono, udire, da udire, odono la voce di Dio e la mettono in pratica. Ce l'aveva con la sua famiglia? Forse sì. Forse sì. Andiamo a leggere Marco 6, versetto 1. Poi uscì di là e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga. E molti udendo lo stupivano e dicevano: da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che egli dà? E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, Iosse, Giuda, di Simone? E le sue sorelle non sono tutte qui fra noi? Ed erano scandalizzati, di la persona accanto a te, scandalizzati. Ed erano scandalizzati a causa di lui. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella sua stessa patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E non poté fare lì alcun'opera potente, salvo che guarire pochi infermi, imponendo loro le mani. E si meravigliava della loro incredulità e andava in giro per i villaggi insegnando. Ora Gesù, qua siamo in un'altra parte, va a casa sua, a Nazareth, e là non può fare niente, miracoli non ne fa. Perché? Perché gli altri erano scandalizzati da lui. Ma voi ci avete fatto caso che Gesù è nato lì, è cresciuto lì, almeno 30 anni della sua vita li ha passati lì. Tutti lo conoscevano, tutti avevano idea di chi era, tutti lo indicavano per nome e cognome, cioè dicendo figlio di Giuseppe, in ebraico sarebbe Bar Yosef, significa è un cognome Bar Yosef, figlio di Giuseppe. Tutti sapevano chi era, eppure tutti si scandalizzavano di lui, del suo insegnamento, dell'insegnamento che lui dava, delle opere potenti che faceva. Ma tutti lo guardavano con la puzzetta sotto il naso. Si scandalizzarono di lui. E ci sono due aspetti importanti in questo brano. Il primo aspetto è quello di Nazareth in generale. Perché gli abitanti di Nazareth non hanno accettato Gesù? E io ho ipotizzato alcune cose per pregiudizio, cioè conoscevano la sua famiglia, erano falegnami, non che era un mestiere scarso, ai tempi era un mestiere anzi abbondantemente prestigioso, però avevano pregiudizi verso Maria forse, perché sapevano che magari Gesù non era figlio reale di Giuseppe, probabilmente lo sapevano, si era sparsa la voce quando Maria era rimasta incinta, Giuseppe l'aveva accettato, non lo so, diverse ipotesi, magari i fratelli non erano così figli di famiglia, ecco, non erano degli stinghi di santi, perfetto, non lo so, ma tutti avevano dei pregiudizi nella famiglia sulla sua famiglia. Un'altra cosa che io ho ipotizzato è il confronto. Tutti conoscevano Gesù e noi sappiamo che Gesù non ha mai peccato in vita sua.
Quindi dalla nascita fino alla morte mai peccato. Quindi voi immaginate Gesù che cresce in un villaggio ed è l'unico perfetto in quel villaggio. Quindi il confronto con Gesù infastidisce tutti gli altri, perché tutti sono peccatori e lui solo è santo. Però immaginate Gesù e arriva a passare che Luca si sente tutto giusto. Ma era giusto veramente lui. Pensate che un mischino come è potuto crescere, ma lui era santo, sapeva di chi era figlio nei cieli e cresceva senza dolori nel cuore, se no avrebbe peccato se avesse fatto entrare il dolore, questo tipo di dolore nel cuore, questo tipo di rancore. Ecco, quindi Gesù è cresciuto lì in una santità perfetta, in un posto dove di santo c'era poco. Un'altra, quindi per invidia, un'altra ipotesi che io ho fatto che era invece una bella famiglia, può essere che il fatto che era una famiglia semplice, perché che cosa hanno detto? Da dove gli viene questa sapienza, questa intelligenza che gliel'ha data? Magari non avevano tutta quella ricchezza per fare studiare Gesù, non lo so. Un'altra ipotesi abbastanza consistente è quella religiosa, nel senso che si sentivano a posto, erano ok, quindi non avevano bisogno di Gesù, la loro sapienza era sufficientemente adatta al loro stile di vita. In un modo o nell'altro Gesù veniva indicato come colpevole di qualche cosa, come uno che non poteva essere quello che diceva di essere. Un altro aspetto sempre di questa storia è che, guardate, citano, Gesù dice una cosa: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, e poi dice ancora, tra i suoi parenti e in casa sua. Cioè lo stesso sentimento di rancore che potevano avere quelli di Nazareth probabilmente è nato anche nella sua stessa casa, tra i suoi fratelli, tra le sue sorelle. Non sto esagerando, Gesù l'ha detto, nella sua stessa casa. Pensate, almeno dovevano essere 6 persone, Gesù almeno doveva avere tra fratelli e sorelle al minimo 6, cioè 4 fratelli di cui sappiamo il nome, e poi dice le sue sorelle, quindi al plurale almeno 2, più di 2 non lo sappiamo, ma almeno 2, quindi 6. Tutti più piccoli di lui, quindi lui era il maggiore, lui aveva la responsabilità, lui doveva essere l'esempio nella sua casa ed era l'esempio nella sua casa. Pensate a tutti gli altri che non riuscivano a raggiungere la santità di Gesù. Che cosa poteva nascere nel loro cuore? Erano uomini, erano peccatori. Sappiamo che almeno 2 di loro, dopo la resurrezione di Gesù, si sono convertiti, Giuda e Giacomo. Almeno 2 di loro si sono convertiti. Ma pensate che dolore che ci doveva essere dentro di loro durante tutta la loro crescita. Dolore ingiustificato oltretutto, perché Gesù io non penso che abbia mai fatto pesare la sua santità, il suo essere divino. Dovete sapere che Gesù comunque non aveva ancora lo Spirito Santo. Gesù l'ha ricevuto il giorno del battesimo lo Spirito Santo. Però nulla toglie che abbia avuto quel rapporto intimo col Padre come erano i profeti nell'Antico Testamento. Ok? Ma questa particolarità di Gesù, vuoi o non vuoi, veniva notata. L'hanno notata i suoi parenti, l'hanno notata i suoi paesani. E tutti, messi a confronto con la parola di Dio, perché Gesù è la parola fatta carne, tutti erano a disagio. Perché fuori Gesù faceva più successo che a casa sua? Perché fuori non lo conoscevano, o meglio, lo conoscevano come il Messia. A casa sua non piaceva prenderlo come Messia, perché avevano pregiudizi verso di lui. E questo è l'errore che molte volte noi facciamo tra di noi, fuori, e diventa fastidioso e certe volte è un ostacolo per ognuno di noi andare avanti, perché manca quello che è il fondamento, cioè la fiducia. Né quelli di Nazareth né i suoi parenti si sono fidati di lui.
Andiamo a leggere Giovanni 7, capitolo 1. Dopo queste cose Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ora la festa dei Giudei, quella dei tabernacoli, era vicino, per cui i suoi fratelli gli dissero: parti di qui e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tale cose, palesati al mondo. Infatti, neppure i suoi fratelli credevano in lui. Allora Gesù disse loro: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui, che le sue opere sono malvagie. Salite voi a questa festa. Io non vi salgo ancora, perché il mio tempo non è ancora compiuto. E detto tali cose rimase in Galilea. Dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora anche lui vi salì, non pubblicamente, ma come di nascosto. Amen. La frase chiave è, naturalmente, che i fratelli non si fidavano di Gesù. Impressionante. Gente che ha dormito insieme, perché mica avevano le case che abbiamo oggi noi, ognuno la sua stanza. Gente che ha dormito insieme, dentro delle grotte anguste. Gente fratelli che giocavano insieme, parlavano insieme, mangiavano insieme, allattati dallo stesso seno. Ognuno di loro sapeva tutto dell'altro, eppure i suoi fratelli non si fidavano di lui. E meno male che era Gesù, perché se Gesù non era Dio sarebbe morto schiacciato da questo peso. Ma Gesù, sapete, Gesù in questo caso, come noi vorremmo immaginare, e come noi certe volte descriviamo l'amore di Dio, troppo mieloso. Lo descriviamo l'amore di Dio come se dovesse cedere a tutto, dovesse perdonare tutto, dovesse andare incontro a tutto. Gesù qua invece gli dice una cosa pesante, a noi ci sfugge, ma guardate che dice quello, gli sta dicendo che loro sono figli di questo mondo, gli ha detto che loro sono figli del diavolo. Ve lo voglio rileggere. Il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare, no, il mondo non può odiare voi, ma odia me. Quindi il mondo odia Gesù, ma non odia loro. Quindi li ama. Il vostro tempo, ma odia me perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Quindi gli sta dicendo: il mondo è malvagio e voi siete col mondo malvagi. Ma Gesù perché dice che sono malvagi? Perché tutti sapevano che i giudei volevano uccidere Gesù. Tutti. E lo sapevano pure i suoi fratelli. E che cosa gli dicono a Gesù? Vai alla festa, così ci liberiamo di te. E guardate che questa era una mia lettura personale, ma poi dissi no, troppo esagerato. Sono andato a leggere in un commentario e dice la stessa cosa. Cioè i fratelli avevano in odio Gesù e non vedevano l'ora di toglierlo di mezzo. E gli hanno detto: vai là, renditi pubblico, fatti vedere, fatti riconoscere. E loro lo sapevano che i giudei lo cercavano. Ecco i parenti serpenti, che sono cresciuti insieme, hanno mangiato insieme, hanno dormito insieme, la stessa mamma, lo stesso papà, e alla fine non vedono l'ora di liberarsi di Gesù, perché per loro è un peso, non è una gioia. A tal proposito c'era una festa in quel periodo, che era la festa dei tabernacoli. La festa dei tabernacoli è particolare perché gli ebrei festeggiano la festa dei tabernacoli, la festeggiano tutt'oggi, costruiscono delle capanne per 8 giorni. Costruiscono delle capanne, loro hanno degli spazi nelle loro case
o sui balconi, hanno dei balconi belli larghi, perché durante questa festa devono costruire delle capanne e in genere dormono 8 notti, 7 notti in realtà, 7 notti sotto queste capanne, perché rappresenta il viaggio che c'è stato tra l'Egitto e la terra promessa. Quindi è il passaggio tra la maledizione e la benedizione sotto queste capanne, segno della benedizione di Dio, e alla fine di questi 8 giorni si festeggia l'arrivo nella terra santa, l'arrivo nella terra promessa. Che cosa fanno? Loro sono delle persone religiose, non sono delle persone che hanno visto in Gesù il tabernacolo, perché di questo stiamo parlando. Vedono Gesù come uno che da togliere di mezzo, non lo vedono come il tabernacolo, cioè dove loro devono vivere, dove loro si devono rifugiare. Sono delle persone religiose, quindi non riconoscono in Gesù l'aspetto spirituale, riconoscono l'aspetto spirituale invece in cose morte. Vanno alla festa dei tabernacoli perché sono religiosi e non sono spirituali. Devono adempiere a un comandamento scritto nella carta, ma non si rendono conto che quel comandamento sta parlando di Gesù. Questa mancanza di fiducia ci rende persone religiose, non spirituali. Ci allontaniamo da Gesù e ci accostiamo alle cose morte. Ci siete? Ma voi pensate che io faccio il mio interesse? Gesù faceva il suo interesse. Gesù mai ha fatto il suo interesse. Dalla nascita fino alla sua morte non ha mai fatto il suo interesse. I fratelli potevano avere tutte le invidie che vogliamo su di lui, ma lui mai ha fatto il suo interesse e lavorava sempre per la sua casa. L'unica differenza tra me e Gesù è che Gesù non si scordava niente. Io magari mi scordo le cose e posso essere colpevole solo di questo, ma Gesù non si scordava niente, era perfetto in quello che faceva. Quindi il mondo vi ama. La mancanza di fiducia era perché avevano più fiducia nelle cose di questo mondo. Salgono alla festa perché avevano più fiducia nella legge, nella festa, che in Gesù. Ma dico io, ma come si fa a essere così ciechi e non vedere che la verità è sotto i loro occhi? Quindi Matteo 12,50 ha un nuovo significato. Poiché chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, è mio fratello, sorella e madre. Ecco. Gesù ce l'aveva con i suoi fratelli? No, ce l'aveva in senso, diciamo così, positivo e propositivo, non di condanna. Ma stava dicendo ai suoi fratelli, cari fratelli miei, imitate i miei apostoli. Cari parenti miei, imitate coloro che odono la parola di Dio. Lo stava dicendo a quelli di casa sua perché quelli di casa sua erano diventati quelli più duri, quelli più induriti, impressionanti. Quelli di casa sua erano diventati quelli più scettici, che più lo criticavano e non vedevano l'ora di toglierselo dai piedi. Però noi leggiamo che Gesù alla festa ci è andato, perché anche lui comunque ha seguito il precetto, ma ci è andato come di nascosto, non si è fatto vedere, perché il suo intento non era quello di mostrare se stesso, di glorificare se stesso, capitemi, di farsi onore a se stesso e fare sono qua, che bello, venite da me. Ok, il suo scopo era onorare se stesso sulla croce, non su un trono. Invece i fratelli gli dicevano: vai, mostrati che sei il re, perché nella loro mente sapevano che se lui si fosse mostrato in questa maniera lo avrebbero tolto di mezzo. Ma Gesù che cosa dice? La mia ora non è ancora giunta, cioè gli sta dicendo: io lo so che devo morire, ma non quando dite voi, quando dico io. Io lo so che devo morire, ma sappiate che nel giorno in cui io morirò, voi avrete quel tempo necessario per ritornare. Guardate. Il mio tempo non è ancora venuto.
stava parlando della sua morte. Ma il vostro tempo invece è sempre pronto. Non gli stava dicendo tanto io morirò ma voi morirete pure. Stava dicendo io morirò e perché io morirò voi vi salverete. Cioè c'è ancora tempo per voi. C'è ancora tempo. Dio è veramente Dio è amore. Lo scopo di Dio però non è quello di dare solo abbracci e baci. Lo scopo di Dio è farti capire che cosa vuol dire il sacrificio di Gesù. I fratelli giustamente non sapevano che cos'era il sacrificio di Gesù, perché ancora non era avvenuto. I fratelli di Gesù ancora non potevano avere fiducia piena in Lui, perché ancora Lui non era risuscitato dai morti. Gli apostoli sì, potevano riconoscere Lui il Messia, perché erano liberi, avevano la mente libera dai pregiudizi di Nazaret, dai pregiudizi della sua casa. Giustamente questi, crescendo in una città dove Gesù era il Messia, ma diciamo così, il Messia lo sfottevano. Pensate, una famiglia intera che cresce con questo sfotto sulle spalle, dove tutti indicano questa famiglia come la famiglia del Messia. E lo prendevano in giro anche loro. Loro purtroppo sono cresciuti nel pregiudizio. Questo vuol dire che nella misura in cui noi frequentiamo certi ambienti, quei certi ambienti, anche se noi siamo figli, ci inquinano. I fratelli di Gesù, nonostante lo conoscevano bene e sapevano veramente chi era Gesù, lo stesso si sono fatti inquinare da Nazaret. Lo stesso hanno recepito la vergogna di Nazaret, il pregiudizio di Nazaret, perché erano uomini e ancora non avevano quella capacità spirituale di ribellarsi. Ma se tu insegni ad un bambino fin da piccolo che fa parte di una famiglia dove c'è un povero pazzo che gira per la Galilea e dice che è il Messia, è ovvio che quel bambino col tempo cresce con quella mentalità. Quindi Gesù ogni tanto ci dice: esci da quelli che ti dicono cose che non sono, se no tu ricevi sempre quel messaggio per te diventa verità e quella verità diventa per te inquinamento, non ti fa più riconoscere la verità. Nonostante tu sei parente, questo capita anche ai figli di Dio, nonostante noi possiamo essere figli di Dio, a secondo chi frequentiamo, a secondo cosa ascoltiamo, quelle cose ci inquinano. Il cervello ce lo fanno partire. E anche di fronte alla realtà dei miracoli di Gesù, loro non hanno creduto, perché poi alla fine a Nazaret qualcosa Gesù, qualche miracolo l'ha fatto. Di fronte all'evidenza, anche lì, nessuno ha creduto in lui, soprattutto i suoi fratelli. Ma vogliamo fare questa fine? Dobbiamo stare di più a contatto con la parola di Dio, perché la parola di Dio ci libera dall'inquinamento nella mente. La verità rende libera la nostra mente, non gli abbracci e i baci mielosi, diciamo così, perché abbracci e baci ci vogliono. Amen? Ho letto oggi in un post meraviglioso che gli uomini dovrebbero avere due capacità, soprattutto verso le donne e verso le mogli. La prima capacità è regalare un fiore. Amen? Siete d'accordo, uomini della Chiesa? Non siete tanto d'accordo. La seconda capacità, che è quella più complicata, è coltivare l'amore come un fiore. Perché tu strappi un fiore, il fiore muore. Ma se sai coltivare i fiori nella tua casa, l'amore dura. E coltivare i fiori significa perderci tempo. Coltivare i fiori vuol dire perdere tempo. Bisogna nutrire, curare, potare, acqua, annaffiare, quindi, concimare, tutte cose che ti sporcano le mani, ma servono affinché quel giardino che tu curi resta in vita. Amen?
E Dio fa la stessa cosa con noi. Dio ci vede come dei giardini. Quindi se c'è bisogno di concimare alla maniera naturale, lo fa. Se c'è bisogno di potare, lo fa. Non permette che la pianta muore. Non permette che la pianta muoia. Ok? Ma fa in modo che deve fiorire. Noi abbiamo a casa un'orchidea. Quando a noi ci regalano le orchidee, tempo 3 settimane, massimo un mese, l'orchidea muore. Non c'è niente da fare. Abbiamo a casa un'orchidea che ha finalmente 3 anni. 3 anni messo là sulla finestra al buio, perché noi non ci siamo, abbassiamo la tapparella al buio. Ha fatto delle orchidee, non ve lo posso dire, meravigliose, vero? Meravigliose. Perché quella poca cura che è necessaria gliel'abbiamo data e ha trovato il suo ambiente. Si è adattata. Quando noi troviamo l'ambiente in Cristo, noi ci adattiamo e fioriamo. Quando noi finalmente siamo trapiantati nel terreno giusto, cioè quando noi ne strapiantano di Nazareth, perché Nazareth non può essere per la nostra vita, e ci piantano in Cristo, noi fioriamo. Amen? Dì alla persona accanto a te, tu fiorisci in Cristo. Amen. Quindi tutto questo per dire che dobbiamo avere più fiducia tra di noi, dobbiamo essere più attenti, dobbiamo essere più accorti. Ci sta che siamo distratti, ci sta che ci scordiamo le cose, non siamo perfetti come era perfetto Gesù, ma proprio per questo motivo dobbiamo venirci incontro. Ognuno di noi deve vedere il problema dell'altro ed essere di supporto all'altro, non di condanna. Gesù era di supporto ai suoi fratelli, magari ai suoi fratelli manco ci piaceva questo discorso. Era di supporto alla sua famiglia. Era l'unica luce che brillava a Nazareth e tutti si infastidivano perché c'era una star a Nazareth. Figuratevi quanta antipatia poteva attirare anziché andare verso la luce, faceva antipatia. Amen? Ci vogliamo alzare, pregare? Ti vogliamo ringraziare, Signore. Questa sera vogliamo venire alla tua presenza. Vogliamo essere dei figli, Signore, ubbidienti. Non vogliamo fare come i tuoi fratelli. Vogliamo, Signore, fare come gli apostoli che venivano davanti a te per ascoltare la tua voce. Per ricevere la tua parola, non per darti parola, per ricevere la tua voce. La meraviglia che era in mezzo a loro l'avevano riconosciuta. Gli apostoli erano gioiosi di vedere questa luce che splendeva in mezzo a loro, erano gioiosi di farsi illuminare da questa luce che era in mezzo a loro. Si facevano riempire di questa luce, si facevano riscaldare da questa luce, si facevano toccare da questo forte calore, da questa grande luce. A Nazareth non hanno compreso la stella, non hanno compreso la star che eri, non la star del mondo, ma la star del cielo che era scesa in mezzo a loro. Non hanno compreso la meraviglia che era in mezzo a loro. Anzi, sono cresciuti confrontandosi con te e hanno trovato il loro peccato, hanno trovato il loro disgusto. Ma anziché battere il petto, anziché dire colpa mia, io devo migliorare, davano la colpa a te. Si scandalizzavano della tua presenza. Anziché scandalizzarsi della loro iniquità, della loro pochezza, del loro essere piccoli, del loro essere peccatori, si sono scandalizzati di te, il Santo, il Glorioso. Non vogliamo, Signore, fare lo stesso errore. Non vogliamo fare lo stesso errore dei suoi fratelli, delle sue sorelle. Non vogliamo fare lo stesso errore di quelli di Nazareth. Non vogliamo, Signore, eliminarti dalla nostra vita. Noi vogliamo entrare in te. Tu sei il nostro tabernacolo. Tu sei la nostra tenda. Tu sei il nostro rifugio. Tu sei colui che ci tiene al sicuro in mezzo al deserto. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Noi ti invochiamo con potenza e con potenza passa in mezzo a noi. Noi ti invochiamo con tutto il cuore, Spirito Santo. Facci comprendere, facci capire, Signore, la meraviglia del sacrificio di Gesù per la nostra vita.
Non vogliamo essere con un cuore duro come lo furono i fratelli. Non vogliamo essere con una mentalità ristretta come quella dei suoi fratelli. Non vogliamo essere limitati al pregiudizio. Vogliamo, Signore, vedere la meraviglia che Tu hai fatto nei nostri cuori, nelle nostre vite. Non vogliamo limitarci, Signore, nella casa, nella chiesa Tua. Non vogliamo limitarci, Signore, nell'ascoltare la Tua parola, nell'avere fiducia in quello che ci viene insegnato. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù, trasforma il nostro cuore, come hai trasformato il cuore di Giacomo e di Giuda, i fratelli di Gesù. Trasforma i nostri cuori, Signore. Rendili, Signore, aperti al messaggio, rendili aperti alla luce. Signore, noi vogliamo fidarci di Te, vogliamo fidarci, Signore, della Tua parola, vogliamo fidarci. Shayasna sera che era l'era chi diesha, ora yasna sera che era mai vai sheye. Honi yasna se che era ismai shala la isna sinikie. Vogliamo fidarci di Te, Signore. Vogliamo fidarci dello Spirito Santo che Tu ci doni in abbondanza. Vogliamo fidarci, Signore, dello Spirito Santo che prega in noi, in lingue. Noi non sappiamo cosa chiediamo, ma lo Spirito Santo in noi lo sa. Vogliamo fidarci dello Spirito Santo che ci fa aprire il nostro cuore, la nostra bocca ed elevare una preghiera potente. Vogliamo fidarci del pastore, Signore, degli anziani. Vogliamo fidarci di chi ci consiglia nelle cose buone, nelle cose giuste. Vogliamo, Signore, dare fiducia al nostro fratello, a nostra sorella. Vogliamo, Signore, essere di esempio. Vogliamo che gli altri si fidino della nostra parola che esce per mezzo della Tua bocca. Rendici uomini di fiducia. Trasformaci, Signore, come hai trasformato Giacomo e Giuda, che sono diventati da uomini senza fiducia a uomini di fiducia, da uomini che non Ti hanno riconosciuto a uomini che vengono riconosciuti per la Tua gloria. Preghiamo in lingue perché ora pregheremo anche per la guarigione. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Togli dal nostro cuore ogni forma di pregiudizio, Signore. Togli dal nostro cuore ogni forma di pregiudizio. Alcuni di noi sono nati e cresciuti insieme nello stesso paese. Questo ha fatto sì che in noi nascessero dei pregiudizi. Questo ha fatto sì che crescendo noi ci ricordiamo dei difetti degli altri prima di essere diventati figli di Dio. E questo crea in noi pregiudizi pericolosi per il regno, per la Chiesa, per l'unità del Tuo corpo. Signore, noi vogliamo essere guariti da ogni forma di pregiudizio. Vogliamo cancellare, Signore, tutto quello che Tu hai cancellato. Tu hai cancellato la mia vecchia vita e ne hai fatta una nuova. Signore, fa che ognuno di noi possa cancellare le cose vecchie e vedere le cose nuove che hai fatto in ognuno di noi, nel nome di Gesù. Guariscici da ogni forma di pregiudizio. Io voglio legare lo spirito di pregiudizio che è in noi. Lo leggo e lo caccio via nel profondo degli abissi. Te ne devi andare dalla nostra vita ora nel nome di Gesù Cristo. Liberi da ogni forma di pregiudizio, nella mente e nel cuore, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Signore, noi vogliamo anche essere guariti dal confronto. L'altro è meglio di me o io sono meglio dell'altro. Signore, noi non dobbiamo confrontarci con nessuno. Noi siamo quello che siamo per la Tua gloria. Tu ci hai fatto in maniera perfetta, coerente, giusta, per il Tuo scopo. Non dobbiamo confrontarci con nessuno. Non dobbiamo, Signore, imitare nessuno. Ognuno di noi è unico ai Tuoi occhi, nel suo splendore, nello splendore poi della nascita in Cristo. Ognuno di noi è utile. Ognuno di noi è utile al Tuo regno. Tu non fai come fa il mondo, che ci sostituisci.
Tu ci porti lì dove dobbiamo arrivare e lo fai in maniera unica. L'unico confronto che noi dobbiamo avere è con te, Signore, con la parola di Dio, per migliorarci ogni giorno, per portarci avanti ogni giorno. Nel nome di Gesù. Allontana da noi ogni forma di invidia. Signore, nel nome di Gesù, allontana da noi ogni forma di invidia. Se qualcuno ha di più o ha di meno a livello spirituale o a livello umano, Signore, noi non vogliamo invidiare il fratello, vogliamo, Signore, anzi benedirlo, perché benedicendo il nostro fratello veniamo benedetti noi. Liberando il nostro fratello dall'invidia veniamo liberati noi. Insegnaci, Signore, a non invidiare, ma a chiedere con fiducia l'aiuto Tuo. Signore, insegnaci ad alzare le mani, a venire davanti a Te e a dire: Signore, ho necessità, ho bisogno, aiutami, ma non toccare i beni di mio fratello, non toccare la spiritualità di mio fratello, non toccare quello che hai dato a mio fratello o a mia sorella, Signore, ma dai anche a me, per le mie necessità, per il Tuo scopo, Signore, non per il mio scopo, per il Tuo scopo. Nel nome di Gesù voglio cacciare via lo spirito di invidia da ognuno di noi, che tanto male fa e tanta malattia porta in mezzo a noi. Vattene via invidia nel nome di Gesù Cristo. Io ti lego e ti caccio via negli abissi. Vattene via nel nome di Gesù Cristo. Spirito di invidia, noi ti leghiamo e ti cacciamo via negli abissi. Via nel nome di Gesù. Vogliamo, Signore, cacciare via anche lo spirito di religiosità che ci fa fare le cose in automatico, senza intimità, che ci fa cercare le cose della legge e non ci fa trovare le cose spirituali. Non vogliamo fare come i fratelli di Gesù, che andarono verso la religione anziché andare verso di Te, che eri l'uomo spirituale, l'uomo perfetto, l'uomo tabernacolo. Signore, vieni, togli dalla nostra vita ogni forma di religiosità, ogni spirito religioso se ne deve andare questa sera. Nel nome di Gesù Cristo Nazareno noi ti leghiamo e ti cacciamo via dalla nostra vita, via dalla nostra chiesa, nel nome di Gesù. Noi vogliamo la vera spiritualità, quella che scende dal cielo e che ci fa riconoscere Gesù Cristo nella nostra vita. Gloria a Te, Signore Santo, sei degno. Vieni, Spirito Santo, muoviti ancora in mezzo a noi. Muoviti, Signore, con potenza. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Vieni a toccarci e a guarirci. Vieni a liberarci da ogni male. Vieni, Signore, passa con lo Spirito di verità, affinché possiamo avere la mente aperta sulle cose che dobbiamo correggere nella nostra vita. Nel nome di Gesù passa, Signore, perché prima di ogni cosa vogliamo essere guariti nella mente, prima di ogni cosa vogliamo essere guariti nei nostri difetti, prima di ogni cosa vogliamo essere guariti per il regno dei cieli. E poi, Signore, opera nel nostro corpo, opera nella nostra carne, Signore. Vieni a guarirci da ogni infermità, da ogni piccola infermità come da ogni grande infermità. Nel nome di Gesù vieni a toccare le nostre orecchie, i nostri occhi. Vieni a toccare, Signore, il nostro cuore, reni, fegato, Signore. Vieni a toccare le nostre ossa nel nome di Gesù. Nel nome potente di Gesù, muoviti, Signore, tocca le nostre mani, le articolazioni delle mani, Signore, affinché ogni reumatismo se ne vada via nel nome di Gesù Cristo. Voglio cacciare via ogni reumatismo, ogni spirito che provoca questi reumatismi nel nostro corpo, nelle nostre ossa. Nel nome di Gesù Cristo io ti lego e ti caccio via, vattene via. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo. Muscoli e ossa guariti nel nome di Gesù. Nel nome potente di Gesù Cristo, guarigione nel sangue, nel nome di Gesù. Nel nome potente di Gesù Cristo, ora nel nome di Gesù ricevi la tua guarigione ora nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore.
Signore, vieni a benedirci. Rendici luce del mondo, Signore, ancora. Uomini di fiducia, che hanno fiducia in te, che danno fiducia agli altri e che sono di ispirazione per gli altri. Signore, vieni a benedire la nostra casa. Non vogliamo essere come la casa di Gesù, senza fiducia. Vogliamo creare un ambiente fiducioso nelle nostre case, dove tu regni. Una casa dove la fiducia regna. In Cristo Gesù. Benedici i nostri figli, Signore, le nostre figlie. Benedici nostra moglie, nostro marito. Benedici, Signore, gli amici e i nemici. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. Grazie, Signore. Alleluia. Alleluia, grazie, Signore.